Il motore della macchina turismo è fermo, manca la benzina. Da Roma al Veneto rimbalzano i dati più neri mai registrati per un inizio dell'anno. La conferma allarmante viene da Federalberghi. Per il momento sarà sicuramente l'anno peggiore. Gli italiani che già l'anno scorso avevano sostanzialmente disertato la nostra regione, quest'anno ulteriormente diserteranno. Mai un inizio anno così terribile. Crollano le presenze di italiani, meno 9,6% rispetto al gennaio 2012. Cominciano a scendere anche gli stranieri, meno 1,1% rispetto all'anno scorso. Il dato nazionale si riflette anche in Veneto. Rispecchia purtroppo l'andamento del turismo nel Veneto in questo momento. Noi spingiamo un po' di più sulla montagna chiaramente di altre regioni, per cui i dati del Veneto probabilmente verranno fuori leggermente migliori, ma nella sostanza la cosa non cambia. In questo momento ho paura che con quello che si preconizza per l'estate entreranno piano piano trasversalmente in crisi tutte le città, Venezia compresa. E le cifre preoccupanti riguardano anche l'occupazione del settore, con una flessione del 4,5% dei lavoratori a tempo indeterminato e del 7% dei lavoratori a tempo determinato. Crisi del consumo delle famiglie, il primo imputato, ma gli albergatori puntano il dito anche contro le scelte politiche. Dopo la decisione, anche a Jesolo, di adottare la tassa di soggiorno, la battaglia degli albergatori nelle località balneari veneziane è persa. I sindaci hanno preso una decisione in totale, assoluta autonomia e totalmente, assolutamente autonomamente alla fine della stagione dovranno prendere le conclusioni della loro decisione. Con un rischio ormai reale, la fuga nel Friuli che non adotta la tassazione. Il centro booking di Jesolo, il centro prenotazioni di Jesolo, a oggi, che media ovviamente prenotazioni per tutti gli alberghi di Jesolo, ha 8 prenotazioni di italiani. Nel frattempo, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la Regione Veneto arriva in pompa magna in questi giorni presentando le sue eccellenze, ma il giudizio di Federalberghi regionale è durissimo. Oggi come oggi dicono a fare il mercato è internet che ha sconvolto il settore e la BIT è diventata quasi una facciata. È una vetrina sostanzialmente inutile. Io per l'ennesima volta sono convocato a un consiglio e una giunta nazionale il giorno 14, andrò a Milano, andrò a farmi la giunta e il consiglio, non ci passo neanche per la BIT.